TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. Apriamo il nostro notiziario con la politica. Sono più che favorevole a strumenti normativi che prevedono anche il DASPO per chi viola il decoro nei nostri luoghi di villeggiatura in modo pesante, ripetuto e con palese disprezzo degli operatori della comunità locale. La nostra regione continuerà a promuovere un turismo di qualità, non di degrado, non è chiedere troppo, è semplicemente difendere la dignità di una delle regioni più belle visitate al mondo. Il presidente della regione del Veneto, Luca Zaia, interviene a condannare gli ultimi episodi di turismo caffone riportati dalle cronache. Il Veneto, dice, è la regione dei record del turismo, ma non può e non vuole diventare terra fertile per il turismo cafone. Non siamo un Luna Park in cui ognuno fa quello che vuole senza regole. Ogni anno accogliamo 73 milioni di visitatori ed investiamo enormi risorse per rendere l'esperienza di viaggio sicura e di qualità. Tutto questo, di conseguenza, merita rispetto, perché è un patrimonio culturale, paesaggistico e storico su cui abbiamo investito per offrirlo al mondo. La cronaca. Il questore di Venezia ha disposto la sospensione della licenza di un'attività di pubblico esercizio sita nel centro storico di Chioggia per la durata di 10 giorni. Il provvedimento di natura preventiva e cautelare è stato adottato in seguito ad alcuni disordini e liti avvenuti nei mesi di luglio ed agosto, nonché in seguito ad elementi raccolti nel corso delle attività di controllo dei poliziotti del commissariato di Chioggia. Dagli accertamenti effettuati è emerso come il locale fosse divenuto ritrovo abituale di soggetti gravati da pregiudizi di polizia. Per tali motivi, oggi i poliziotti del Commissariato di Polizia di Stato di Chioggia hanno provveduto a notificare il provvedimento. Il locale resterà chiuso per 10 giorni. Cambiamo argomento. L'assessore alle politiche della residenza Simone Venturini ha effettuato questa mattina un sopralluogo per verificare sul campo lo stato di avanzamento degli interventi di riqualificazione dell'immobile situato in via Parolari a Zelarino, dove nascerà un nuovo condominio sociale, un complesso abitativo che combina il modello di co-housing o alloggi assistiti con tecnologie domotiche e servizi di assistenza per supportare i residenti. Gli immobili riqualificati rappresentano una forma di sostegno e di alloggio destinati, per dimensione, a persone anziane singole o coppie in perdita di autonomia. Gli interventi sono stati finanziati principalmente da fondi PNRR e in parte da avanzo di bilancio del Comune di Venezia. Il costo complessivo è di 1.360.000 euro. La struttura, circondata da un giardino esterno privato, verrà completamente ultimata entro la fine di settembre. Voltiamo pagina. Sono tornate a nuotare dopo le opportune cure 2 tartarughe caretta caretta, Elena di circa 5 anni e Serenity di soltanto 1. Baby Serenity è per questo un caso eccezionale. Le tartarughe così piccole non erano mai arrivate, come testimoniano le cronache del Museo di Storia Naturale Giancarlo Ligabue. In generale dei baby esemplari di testuggine non si conoscono le abitudini, persino nel frequentato e vissuto mare Adriatico, finché non raggiungono almeno i 3 centimetri di lunghezza. Le 2 tartarughe sono state liberate in mare aperto da una barca della Protezione Civile del Comune di Venezia questa mattina, accompagnate dalle mozioni di chi era agli alberoni per permettere loro di tornare a casa. Erano state prese in cura dall'Istituto Francesco Morosini del Lido, centro di primo soccorso per tartarughe marine. Si richiude il nostro notiziario. Grazie per averci seguiti. Arrivederci.